Stiamo chiedendo dei chiarimenti al sindaco perché l'intento è condivisibile, occorre dare fiducia nuovamente a tutti i dipendenti comunali, ma la misura appunto decisa di togliere la macchinetta per timbrare è contraria alla legge. La legge nazionale prevede infatti che i controlli dell'orario di lavoro siano fatti in modo automatizzato e con criteri obiettivi. La perplessità del Movimento 5 Stelle veneziano sull'idea del sindaco Brugnaro di togliere l'orologio marcatempo per i dipendenti comunali sarà espressa in Consiglio con un'interrogazione rivolta all'assessore al personale Paolo Romor. L'intento è positivo, precisa il capogruppo Davide Scano, ma la strada scelta per perseguirlo non ci convince fino in fondo. Noi pensiamo che possa essere attuato questo nuovo patto di fiducia tra dipendenti e amministrazione con una riorganizzazione della macchina comunale secondo criteri di merito. Mandiamo a casa i dirigenti che hanno appunto devastato il Comune di Venezia e tagliamo del 50% tutti gli incarichi che ci sono e diamoli di nuovo secondo criteri di merito, competenze e curricula. In questo modo i dipendenti comunali saranno nuovamente motivati a fare bene il loro lavoro. L'idea di mandare a casa i dirigenti che si sono mostrati incapaci invece ci trova totalmente d'accordo, conclude Scano, sperando che il sindaco sia in grado di realizzarla. Abbiamo fiducia, so che il sindaco deve aver dato anche un incarico a degli avvocati per studiare la cosa, noi siamo fiduciosi e anche dalla parte dell'opposizione, quindi gli faremo da pungolo positivamente su questa direzione.